Ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di consenso tra i partecipanti la prima sagra dei grani antichi svoltasi a Cianciana. Sono stati infatti 35.000 circa le presenze in questi 5 giorni, affari e contatti importanti per gli espositori, un'amministrazione comunale che gongola per un successo che si ci aspettava, ma non forse con questi numeri. La prima sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi ha così fatto registrare un successo senza precedenti da queste parti, a conferma che avere puntato decisi su cereali in generale è stata una mossa vincente. È stato straordinario vedere tanta gente dalle nostre parti, afferma il sindaco Martorana, la dimostrazione che siamo in tempo e tornare a lavorare la terra come una volta per portare nelle tavole del bel paese, ma non solo, tutta roba genuina e cibo salutare. È stato un tourbillon di emozioni, continua l'assessore Francesco Alaimo, quante soddisfazioni nel vedere le nostre piazze e le nostre vie stipate di persone che sono arrivate da ogni angolo della Sicilia. Un'esperienza insomma straordinaria, unica. Non vedevo Cianciana così viva da tempo. Quella dei grani antichi e dei cereali in generale è una scommessa della nostra amministrazione e siamo certi di poterla vincere. Pensiamo già al prossimo futuro, fa eco l'assessore Liborio Curabba. Sono state le stesse aziende presenti a chiedercelo, segno che la sagra ha raggiunto gli obiettivi che si è prefissata. Tra degustazioni, esposizioni, convegni, workshop e masterclass sono stati 5 giorni intensa. Non era facile andare avanti per 5 giorni tirati sempre sugli stessi temi, ma la forza di volontà dell'amministrazione comunale è stata così notevole che questo evento non ha mai avuto degli spazi vuoti. Musica, cabaret sono riusciti a regalare alla gente, giovani e meno giovani, 5 serate estive come si deve.